Streetnews.it, siamo qui all'interno di questa grandissima fiera che è tutto sposi con Ciro Florio, un esperto del make-up artist. Allora a questo punto direi cosa possiamo dire alle spose che si avvicinano al matrimonio? Ma sicuramente l'avvicendarsi al matrimonio è focolaio di insicurezza. Questa insicurezza la ci cerca di colmare a volte con il vestito che uno reputa più costoso o più bello, o praticamente col make-up che sia quello più giusto per le proprie esigenze. Ed arrivare poi pronte a quell'evento lì che vale una vita. È chiaro. E quindi siamo un po' tutti degli strumenti per queste spose per poter rassicurarsi ed affrontare il sociale, che sicuramente quel giorno li mette a dura prova perché sono al centro dell'attenzione. Assolutamente sì. E cosa possiamo dire alle spose come consiglio? Come fare per tenere il trucco? Noi abbiamo dei prodotti innanzitutto che sono anti-acqua praticamente, è un prodotto straordinario della nostra linea trucco che si chiama Sintesi. L'impegno di quel giorno della sposa non si distacca molto dall'impegno di un'attrice da un giorno di set, quindi deve essere un trucco fatto con gli stessi prodotti da cinema. Come possono fare le spose e i lettori di streetnews.it a mettersi in contatto con la tua azienda? Basta, semplicissimo. Secondo me oggi è tutto sui social, quindi basta fare Ciro Florio, Hair & Makeup su Facebook e su Instagram e ci trovano e ci lasciano un messaggio. Sicuramente sarà un'opportunità comune per noi di acquisire un dialogo con una nuova probabile cliente, per loro di dialogare con 35 anni di storia del trucco italiano. Assolutamente, grazie. Grazie a voi, è sempre un'opportunità